Da quando è stata inaugurata la nuova statale 644 corsie, l'ANAS si è scordata della manutenzione delle rotatorie, praticamente create e abbandonate a se stesse dopo l'inaugurazione in pompa magna della strada, con la presenza delle massime autorità. Siamo in territorio di Racalmuto, all'impocco della strada intercomunale per Castrofilippo. Le immagini si commentano da sole. Naturalmente circolare da queste parti è un rischio per gli automobilisti, la cui visuale è nascosta dalle sterpaglie e dalle erbacce. Una vergogna, insomma, lasciare la rotatoria in condizioni di assoluta precarietà. Ribadiamo che non è soltanto una questione di decoro, ma esiste un pericolo reale per quanti giungono dalla 640 e sono diretti a Castrofilippo e per chi percorre la strada in direzione opposta. L'augurio è che l'ANAS possa ricordarsene e intervenire di conseguenza. Staremo a vedere.